L'evento di oggi è articolato in due parti, una parte più emozionale, dedicata specificatamente ai bambini, che è seguita e realizzata dal Teatro del Piccione. E poi c'è una parte invece più tecnica dove spieghiamo alcune particolarità del Basilico Genovese DOP ai ragazzi qui nella nostra sede di Salita Santa Caterina e gli facciamo preparare il pesto al mortaio secondo la ricetta tradizionale. C'è la volontà anche insieme alla città metropolitana di farlo diventare sempre più l'emblema del nostro territorio e fare sì che sia proprio un'attrazione turistica, che abbiamo anche sviluppato alcune iniziative che sono calibrate apposta per il mondo del turismo e vogliamo fare in modo che chi viene in Liguria abbia la possibilità di assaporare il Basilico Genovese DOP oltre che col palato anche con la mente. Se questo è o non è Basilico Genovese DOP? Bravissima! E qual è il gesto del seme che scegli? È un gioco che facciamo con le classi, una classe alla volta, per metterli a conoscenza così di che cosa è questa pianta magica che cresce qui da noi, che è il basilico, che cos'è il Basilico Genovese DOP, che è differente dal basilico originario, e quindi gliela facciamo sperimentare, gliela facciamo giocare, loro sono assolutamente partecipi, contenti, e questa cosa niente, mi pare che funzioni veramente molto bene. Poi usciti da qua, carichi, scendono in Salita Santa Caterina e nella sede del consorzio fanno il pesto col mortaio guidati dagli esperti. Questo è veramente una bella abbinata. Bella iniziativa di cui Città Metropolitana incoraggia e sicuramente supporta. Far conoscere il pesto, far conoscere le nostre eccellenze, l'olio, l'aglio di Vessalico, tutto quello che rappresenta la nostra cultura alimentare e che oltre ad essere cultura alimentare diventa sviluppo economico. Sicuramente dietro a questi prodotti c'è una catena, una filiera importante che dà posti di lavoro e crea ricchezza. Partire dai bambini per far conoscere queste eccellenze è sicuramente utile, in modo che crescano consapevoli di un grande prodotto che la nostra terra fornisce e possano comunque apprezzarlo e valorizzarlo anche loro da adulti. Quello di oggi è un altro degli eventi che Città Metropolitana sta organizzando col Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, per valorizzare non solo questo prodotto ma un po' tutte le tradizioni del nostro territorio. L'idea è quella di associare sempre i prodotti poi anche alla cultura del territorio. Mi piace infatti vedere anche lo svolgimento di questa iniziativa con alle spalle una scenografia che richiama fortemente il nostro territorio. Questo sarà uno dei tanti della serie di eventi che vogliamo portare avanti e credo che per i bambini sia molto importante per riscoprire quello che sono le nostre tradizioni e mantenerle vive. Ci tenevo in modo particolare a fare i complimenti al consorzio della DOP del Basilico e soprattutto alle scuole primarie di Genova, ai docenti, perché oggi i veri protagonisti, i veri attori sono proprio i bambini. Si insegna loro a quelle che sono le nostre tradizioni, se vogliamo, secolari, per quanto riguarda la lavorazione e la trasformazione del basilico in pesto, cercando di usare quegli ingredienti fondamentali che molte volte in altre realtà nazionali o addirittura internazionali vengono stravolte, ecco. E soprattutto tenendo sempre alti i riflettori su un comparto importantissimo, è un settore fondamentale e strategico sia non soltanto dal punto di vista storico delle tradizioni e della cultura, ma anche dal punto di vista socio-economico, perché non dimentichiamoci che le nostre aziende sono conosciute, hanno molti dipendenti e hanno anche dei discreti fatturati, quindi ci consentono di guardare al futuro con un certo ottimismo.